Amici di Via Vai TV Online, questa sera siamo a Marano Vicentino con Ferdinando Camon, una delle maggiori personalità della nostra letteratura della seconda metà del Novecento. Io allora farò una domanda banale, ma mi sembra anche utile per i nostri ascoltatori. Che cosa l'ha spinta a scrivere? Lo dico nel mio sito, uno dei primi articoli che metto. Vivendo si contraggono delle esperienze, cambiando ambiente o società o classe sociale, si contraggono nuove esperienze. Dal secondo mondo le prime esperienze possono apparire grottesche, deformi, strane, eccezionali, in ogni modo interessanti. Così io, nato in campagna, un paese sepolto fuori dalla lingua nazionale, nel dialetto, campi, buoi, fiumi, fattorie e basta. Non si parlava e non si capiva l'italiano. Ho cominciato a studiare e a misurare dall'interno della cultura quel mondo che mi è sembrato barbarico, primitivo, grandioso, pieno di valori, di virtù, degno di racconto e di memoria. L'ho raccontato sperando che ottenga memoria. Vabbè, direi poi che lei ha proseguito con tante opere così belle, importanti e quindi sta andando sempre avanti. Mi fa sentire vecchio, sono vecchio, ma non mi piace trovarne le prove. Io sono nato nello stesso anno in cui è nato Giosuè Carducci, però lui è nato nel 1835, io nel 1935. Perciò quando facevo il ginnasio e poi il liceo e poi l'università, spiavo la sua vita, le date in cui aveva pubblicato qualcosa di importante, per anch'io pubblicare qualcosa di importante nello stesso anno. Lui ha vinto il Nobel nel 1906 ed è morto nel 1907. Come dico nell'ultimo libro, La mia stirpe, l'anno del mio Nobel, il 2006, è passato e non l'ho vinto. Però è passato anche il 2007, anno della mia morte, e non sono morto. Quindi va bene così. Questo non mi dispiace. Cioè, a questo punto di copiare la vita del Carducci non ci tengo più. Ma no, ma infatti non è importante. Un'altra cosa che le voglio chiedere, proprio nei suoi scritti il rapporto, il dialogo tra le generazioni è spesse volte sottolineato. Come vede adesso ancora questo rapporto tra magari nonni, genitori, figli? Che cosa è cambiato in questi decenni? Beh, io appartengo a una generazione fregata perché non ha avuto un buon rapporto con i figli. I figli non hanno dimostrato obbedienza verso la mia generazione. Sono una generazione di padri infelici perché i figli hanno fatto la contestazione, hanno imparato di più fuori casa che in casa, la scuola, il gruppo di amici, la radio, la militanza politica, insomma che non dai genitori. E quindi non hanno ereditato da noi i valori e gli insegnamenti. In un certo senso non sono nostri figli, noi siamo una generazione di padri che non ha avuto i figli, i cui figli sono stati disobbedienti. Adesso questi figli hanno dei figli e quindi, se posso dirlo, la nostra vendetta sta nel legarci ai loro figli, ai nostri nipoti, in maniera che i nipoti siano più legati a noi che ai padri. In un certo senso questo furto dei loro figli. È un recupero, dai, più che un furto. Io ho 4 nipoti. 2 non li vedo mai perché sono figli del mio primo figlio che vive a Los Angeles. Vive là, ha sposato una britannica, produce film e Los Angeles è la città adatta per questo lavoro. Ogni giorno a Los Angeles sono in lavorazione una cinquantina di film. Qua non c'è città equivalente. Allora questi nipoti americani non li vedo mai. Le altre sono figlie del mio secondo figlio che insegna all'Università di Bologna
abitano a Verona, le vedo abbastanza spesso e mi ero illuso di avere con la prima, diciamo, un rapporto affettivo, amoroso, segreto. Ogni volta che veniva da me a Padova, la portavo in salotto, chiudevo la porta, la mettevo sulle ginocchia e gli dicevo: Elena, ma tu di chi sei? La piccola mi buttava gli occhi addosso e mi diceva: tua. E dicevo: qua ragazzi, la vita ricomincia da zero, sembrava chiusa, invece riparte. Dopo 4-5 mesi la bambina viene a trovarmi, la prendo in braccio, la fisso negli occhi, dico: Elena, ma tu di chi sei? La piccola mi respinge indietro e mi dice: ti devo dare una spiegazione. E io: che novità è questa? E lei mi dice: io sono sempre tua, ma non sono soprattutto tua, soprattutto sono del papà e della mamma. Allora ho capito che i genitori si erano intromessi dicendo: cosa ti chiede il nonno, no, non devi dire così, no, che tu non sei sua, tu sei nostra. È un amore che è durato 6 mesi, poi è morto. Vabbè, comunque dai, nel cuore del nonno rimane sempre comunque, Sì. più che magari in quello della nipote, va bene anche così, no? Sì, è che in lei. Ecco, le chiedo un'altra cosa, lei che comunque è uomo di scrittura, come valuta, e noi proprio perché siamo anche una web tv, quindi siamo in internet costantemente, come valuta questa nuova ondata, questa grande partecipazione delle persone che attraverso internet riescono a comunicare e a fare anche delle rivoluzioni? Abbiamo visto recentemente insomma quello che è accaduto. Internet è una novità portentosa e terrificante, di cui nessuno valuta la potenza e la capacità rivoluzionaria. Certamente internet ucciderà il libro e ucciderà il giornale, perché chi lavora al computer come me guarda i siti dei giornali e i lanci delle agenzie di informazione, la ADN Kronos, l'ANSA, queste cose qua, più volte nel pomeriggio, alla mattina dopo compra una massetta di giornali e gli sembrano molto vecchi, perché sono più in arretrato delle notizie che lui ha guardato a mezzanotte e mezza, all'una. Quindi internet è una rivoluzione, è una novità, ti dà i giornali di tutto il mondo, te li dà a un prezzo inferiore che a comprarli in edicola, ti dà i libri a un prezzo inferiore e certamente i giornali patiranno questa concorrenza e secondo me lentamente moriranno. Il problema è questo: nasceranno dei giornali online. In questi giornali online noi che facciamo opinioni, commenti, faremo uscire i nostri commenti. Io spero che ci sia un sistema con cui il giornale misura quanti cliccano gli articoli di una certa firma, in maniera che paghi quella firma in proporzione all'udienza che ha. Perché, insomma, non bisogna vivere sui libri. Non devi fare un libro per vendere e guadagnare. Sono libri che sono prodotti. Quelli sono prodotti. Tu devi fare opere. Allora le opere devi farle senza puntare al denaro, senza strizzare l'occhio al pubblico, senza indulgere al facile, al cialtrone, al volgare, eccetera. E tu devi vivere col lavoro che fai per i giornali, scritti o online che siano. Certamente internet avrà questa potenza, avrà questa udienza, sarà la nuova forma di comunicazione che sarà diffusa e unica tra una quindicina d'anni. Sì, sicuramente sarà così. E adesso io, a parte che invito tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito di Ferdinando Camon, che è veramente molto molto bello ed interessante, le chiedo l'ultima cosa, in 2 parole: Il sito che è www.ferdinandocamon.it. Mi raccomando, ecco, le chiedo solo l'ultima cosa. In 2 parole, la presentazione di questo suo ultimo lavoro, La mia stirpe. Qui devo confessare una cosa: quando pubblico un libro, per il primo mese non ne parlo da nessuna parte, per il secondo mese nemmeno, perché non so che cos'è quel libro.
ho sempre paura di aver fatto degli errori, che il libro mi sia scappato di mano, di essere caduto nel semplicismo o peggio ancora nel complicazionismo, eccetera. E non capisco nemmeno se il libro ha una tesi o è velleitario e fallimentare. E questo libro è uscito il 7 di aprile, però era pronto alla fine di marzo. Sono passati abbastanza mesi perché io mi orienti, ho sentito cosa hanno detto le recensioni, quindi oso presentarmi col libro nelle librerie e parlarne. È un libro sull'immortalità, sulla nostra immortalità. L'immortalità attraverso la specie e attraverso un rito, che qui è un rito cristiano, cioè insomma la visita alla fonte che garantisce questa verità alla Cappella Sistina e al Papa. Io ho un altro libro che aveva lo stesso scopo, la ricerca dell'immortalità, e che era Un altare per la madre. In realtà nel mio manoscritto si chiamava Immortalità. Garzanti lo chiamava Un altare per la madre, i francesi lo chiamano Apoteose. E io ho detto, ma mantenete il titolo? No, monsieur Ferdinando, nous ne pouvons pas accepter le titre italien parce que au téléphone, un hôtel pour la mer, peut-être entendu un albergo sul mare. Ho pensato, hanno ragione, quindi lo chiamano Apoteose. Negli Stati Uniti si chiama Memorial, insomma ha cambiato il titolo. È un libro del 78. In Italia si ristampa ancora, Garzanti, in Francia idem, Gallimard, in Argentina pure, Losada. Io ho capito molto tardi cos'era quel libro, cos'è quel libro. Il libro racconta una famiglia che non si rassegna alla morte della madre e lavora per annullare questa morte, per richiamarla in vita. Costruisce un rozzo simbolo, un altare di rame, in cui raffigura un po' delle scene di questa donna. Questo altare viene portato nella chiesa, diventa l'altare fondamentale attraverso un rito che consiste nell'inserimento di una pietra sacra in un angoletto dell'altare stesso. Viene messo in collegamento con tutti gli altri altari, insomma si realizza questo simbolo di immortalità. Leggendo un libro di Jung, quando il libro era già pubblicato da un po' di tempo, ho trovato che Jung osserva che tutti i riti di salvezza nella civiltà greca pagana, quella romana pagana, in quella del Sud America prima di Colombo, in quella delle tribù africane, ma anche nella civiltà cristiane, tutti i riti di salvezza passano attraverso delle fasi che sono sempre le stesse. Qualcosa è morto, si vuole richiamarlo in vita, si costruisce un simbolo che lo ricordi, lo si consacra, lo si offre da parte di tutta la comunità. Nella Messa cattolica queste fasi si chiamano oblazio, consecratio, communio. Mi sono reso conto che non io, che non sono molto intelligente, ma la civiltà contadina che è in me, mi aveva suggerito questa invenzione di un rito di salvezza che è possibile in quella civiltà, non è possibile nella civiltà urbana. E questo mi spiega perché il libro, insomma, sia stato tradotto anche. Quando fu tradotto in francese, il traduttore mi chiamò e mi disse: posso dedicare questo libro a Roland Barthes, che è appena morto? Mi ha chiamato anche oggi questo traduttore, che spero traduca anche la mia stirpe. Io ho detto: ma se ti fa piacere, dedicalo pure a Roland Barthes. La traduttrice romena dice: è morta mia figlia in un incidente, posso dedicare questo? Ma va bene. Uno scrittore americano mi ha detto, ebreo, mi ha detto: è morto mio padre, faremo un rito funebre, mio padre ebreo, io ebreo, leggerei 2 pagine del suo libro. Ho detto: non mi oppongo, anzi mi onora. Ho capito che questo simbolo vale per tutti, perché non è un simbolo di una cultura, è un simbolo che affonda in uno strato antropologico. Spero che questo libro abbia
la stessa funzione e la stessa forza, ma non lo so, non ne sono sicuro. Beh, staremo a vedere tra un altro po' di mesi magari, ci farà sapere com'è andata, ma noi non dubitiamo comunque del successo. Non sono i mesi che ti chiariscono, e non sono nemmeno le recensioni, sono le reazioni delle altre lingue e delle altre civiltà. Quando il tuo libro entra in Russia, per esempio, che è un'altra civiltà, un'altra storia, un'altra cultura, hai delle reazioni che ti sorprendono. L'Altare è tradotto anche in un paese islamico e quindi la reazione dell'Islam è stata molto diversa da quello che mi aspettavo, è molto più congeniale, molto più affettuosa. Sono le altre civiltà che ti dicono che cosa hai fatto. Sì. Quindi se corrisponde evidentemente a un sentire comune, ecco. Beh, io ringrazio veramente tanto di essere stato nostro ospite Ferdinando Camon, è stato un grande onore e speriamo che possa ritornare qui nella nostra Schio e ritornare magari ospite di Via Vai TV Online. Grazie molte. Bene, grazie a voi.